Salve a tutti. Allora, oggi vi farò vedere come si fa una doppia treccia su un panierino in salice, kombucha e canna di fiume e faremo, diciamo, questa doppia treccia. Treccia tipo capelli da donna. Allora, iniziamo da qua. Intanto facciamo la treccia di base. Iniziamo da qui. Allora, io qua ho messo tre montanti, 3 e 3, perché diciamo rispetto alla treccia normale, che dove la facciamo noi partiamo da un solo montante, queste ne utilizzeremo due. Ora poi vi farò vedere perché. Allora, intanto iniziamo da qui. Metto il solito legno per lo spessore. Quindi la treccia è sempre uguale. Nella partenza della treccia metto 3 montanti. Siamo così. Allora qui, siccome mi sembra che viene un po' più sottile, ne aggiungo qualche altro e lo prendiamo durante così, con la stessa tecnica, e lasciamo lo spazio per la treccia. Cioè i montanti li lasciamo qua e la treccia la facciamo dopo, la aggiungiamo dopo al paniere. Questi montanti sono un po' piccolini, quindi ne aggiungo qualche altro in fase d'opera. Siamo arrivati di nuovo qui, per non far venire la treccia più piccolina. Anche qua aggiungiamo qualche altro montante. Aggiungo un altro qui. Lasciamo anche qui i preparativi per la treccia. Ora da qui chiudiamo la nostra treccia. Come sempre vi ricordo che se vi piacciono i miei video mi potete seguire, tanto a voi non costa niente. E a me incentiva a fare video. Poi, se volete e vi piacciono anche il video specifico, mettete il like al video. Questa è la treccia semplice che già vi avevo mostrato in altri video. Se volete potete andare a rivedere lì più nello specifico, però dico. Chiudiamo qui e iniziamo a fare la doppia treccia. La treccia, questi due dall'interno li usciamo fuori e poi iniziamo così. E questa è la nostra treccia. Treccia come la treccia che si fa ai capelli. La facciamo in una lunghezza ovviamente che poi vogliamo fare all'altezza del cesto del paniere.
altro pochino. Bene, così lo mettiamo tutti assieme, tagliamo la punta, un pochino le punte in maniera da la facciamo entrare al centro degli altri due montanti che abbiamo lasciato da qui. Stabbiliamo l'altezza, penso che questo vada bene, e ora ne facciamo un altro uguale da questo lato, sempre la stessa tecnica, i due dall'interno vanno fuori, più stretta la facciamo più bella sarà. Poi in qualche altro video ve la mostrerò sul il cesto, quello con gli archetti. Vi farò un paniere con gli archetti e monteremo questa treccia. Vediamo se ci siamo. Un altro pochino. Ora penso che ci siamo. Facciamo lo stesso sistema, tagliamo un po' le punte e anche qui andiamo a entrare nel centro della treccia, in mezzo all'altra, così. Poi cerchiamo di farle aderire una con l'altra. Ecco qui. Ora questa treccia la dobbiamo mettere una da un lato e una dall'altro lato, quindi sempre inserita in maniera che diventano un tutt'uno con la treccia che abbiamo fatto. Quindi la inseriamo qui. Mi raccomando, qualunque dubbio commentate nei video, o se vi piacerebbe vedere qualche tipo di gesto, qualcosa, commentate e io, se ho il tempo e la possibilità, farò un video. Allora, questa è fatta, ora andiamo all'altra, sempre il stesso sistema. Ecco qui. Ecco il nostro paniere con la doppia treccia. Ora ripuliamo un po' tutto. Il nostro paniere è pronto.